l'iniziativa da dove nasce? Fra Giuseppe. Nasce dal desiderio dei musulmani che abitano ad Agrigento e a Favara di poter dialogare con noi. E sono venuti proprio da noi i frati minori per poter ripetere l'esperienza che Francesco di Assisi nel 1219 ebbe con il sultano d'Egitto, e questo è molto bello. Allora, diciamo che per grandi linee ricordiamo quello che è successo. A gennaio, il 7 gennaio, c'è stato l'attentato in Francia, alla sede parigina proprio del giornale Charlie Hebdo, nel momento che è stato rivendicato anche dall'ISIS. In pratica si è paventato il rischio attentati anche in Italia. Insomma, un pochettino di confusione nasce anche tra chi non è molto avvezzo alla distinzione tra religioni piuttosto che fanatismo. Allora, i musulmani vogliono dialogare e vogliono vivere pacificamente con noi, perché ormai ci sono famiglie musulmane che da tempo che vivono in Italia, ma anche quelli che sbarcano vogliono vivere tranquillamente. E l'esperienza che ho io personalmente con la tenda del Padre Abramo è che ci sono ragazzi che vengono dalla Nigeria, nei posti dove c'è la guerra di religione, e qui incontrano tutt'altro mondo, tutt'altra situazione, mentre lì non riescono a dialogare, qui addirittura, vedi l'esempio del convento, riescono a mangiare, a dormire, a lavorare insieme, a giocare insieme. Quindi quello che vogliamo fare con questa marcia della pace è far capire alla gente che noi con i musulmani possiamo convivere, anche perché la storia ce lo insegna. Prima che arrivassero i normanni, gli arabi con i siciliani convivevano tranquillamente. Come si svolgerà la manifestazione di giovedì? Ricordiamo che sono tutti invitati, Certo, siamo tutti invitati, cattolici, evangelici, pentecostali, tutti, e anche gli atei, perché insieme si costruisce questa civiltà del dialogo e della pace. Come si svolgerà allora questa riunione, in questo incontro, giovedì? Allora, l'appuntamento è alle 4? Sì, alle ore 4. Si partirà da due punti diversi della piazza Cavour. Gli italiani, diciamo così, arriviamo dalla chiesa del Rosario, dalla parte da sotto, dove c'è la posta? Sì, da sotto, dove c'è la posta, e i musulmani dalla chiesa madre. Okay. Ci incontreremo insieme al centro della piazza, dove i bambini musulmani e cristiani italiani faranno volare delle colombe. Ci sarà questo abbraccio di pace, si mescoleranno i gruppi e si andrà verso San Francesco, convento Sant'Antonio, ma che viene conosciuto come San Francesco. E lì poi ci saranno dei canti che effettueranno i ragazzi del liceo Martin Luther King, ci saranno dei brani musicali dei bambini delle scuole elementari della Falcone Borsellino, addirittura il manifesto è stato disegnato anche da un bambino della Falcone Borsellino. Dopodiché ci sarà una breve preghiera islamo-cristiana, probabilmente ci sarà anche il nostro cardinale Don Franco Montenegro, che arriverà forse un po' dopo. Sì, arriverà dopo perché ha un impegno e sicuramente ci arricchirà con la sua parola. Dopodiché ci sarà uno scambio. L'imam musulmano consegnerà a me una gilava, cioè una tunica della preghiera musulmana con il Corano, e io consegnerò un saio francescano con il Vangelo per ricordare il primo dialogo islamo-cristiano tra Francesco e il sultano, e che qui alle porte del Mediterraneo questo dialogo si rinnova. Bene, allora noi Fra Giuseppe ti ringraziamo per averci illustrato un po' quella che sarà questa iniziativa, ti facciamo i complimenti per averla pensata, insomma, assieme all'imam, che ricordiamo che si chiama, se non sbaglio, Mahjoub Resalane. Ecco, Resalane, mi viene un po' difficile ricordare il nome, però va bene. Ricordiamo che appunto si farà giovedì, si farà alle 4, l'appuntamento allora è per quel momento.